Eccoci per il secondo tempo di Vicenza Varese, che sono ancora sullo 0-0 e partono ora per gli ultimi 45 minuti di gara. Dagli altri campi arrivano risultati non favorevoli al Vicenza, stanno vincendo tutte, sta vincendo l'Avellino, sta vincendo lo Spezia, sta vincendo, come abbiamo detto prima, il Frosinone, e il Vicenza è ancora sullo 0-0 col Varese. C'è ancora un tempo a mettere in calcio d'angolo. Adesso vedremo se il Vicenza riuscirà anche in questa partita ad aumentare i ritmi nel secondo tempo, quando teoricamente gli avversari sono più stanchi. Colpo di testa a rete! Ha segnato Brighenti! 1-0 per il Vicenza! È il terzo gol stagionale di Brighenti. L'avevo detto nel primo tempo che era stato il migliore in campo e adesso lo è a tutti gli effetti. Il migliore in campo Brighenti ha sbloccato la situazione su calcio d'angolo, colpo di testa di Brighenti e Vicenza in vantaggio. Nicolò 1-0 per il Vicenza, l'ha sbloccata all'inizio ripresa su un calcio da fermo e questo cambia tutta la prospettiva della partita, ovviamente. Sono tutti fischi di paura per la palla che arriva in area, viene messa fuori da Cocco. Di Gennaro, fallo forse di Gennaro, occhio, l'arbitro dà un'occhiata su segnalazione del guardalinee, calcio di punizione con una palla che era mezza e mezza, forse era in area, io vorrei rivederla. Cosa ha rischiato Di Gennaro? Speriamo di poterla rivedere. Fallo di Di Gennaro, impressione personale più dentro che fuori, impressione personale, però vediamo un po' se c'è. Abbiamo qui il monitor di servizio, si lamentano i giocatori del Varese. Punizione pericolosa, era assolutamente in area di rigore, rivedendola era rigore netto per il Varese, non assegnato, era in area pieno, tutti e due i piedi di Varela erano in area, calcio di rigore negato al Varese, punizione affidata a Varela. Pronto Varela alla battuta del calcio di punizione a 1 minuto dal termine. Parte Varela, pallone a giro lontano dai pali. Cosa ha rischiato il Vicenza? Cosa ha rischiato Di Gennaro? Ma queste sono le annate in cui tutto gira nel verso giusto. Le annate in cui tutto gira per il verso giusto. E magari, lasciatemi questa piccola polemica, domani vedremo nelle pagelle un bel 7 all'arbitro da parte dei tifosi giornalisti, quelli che magari in queste circostanze dovrebbero anche avere il coraggio di dire, al di là della partigianeria, che l'arbitro in questo caso ci ha favorito. Noi ce lo prendiamo tutto questo favore, ma non possiamo negare che il Varese possa davvero recriminare. Va bene così. Petagna a tenere il pallone vicino alla bandierina. Varela alla rimessa in gioco, regala a Di Gennaro che porta avanti il pallone, subisce fallo, punizione e qui possiamo dire che la partita finisce. Il Vicenza prende 3 punti anche contro il Varese, supera il Bologna, adesso a quota 62, da solo
al secondo posto in classifica, andrà a Brescia che da secondo, aspettando i risultati degli altri campi. Oggi l'importante era vincere e la vittoria è arrivata, ripeto, con il minimo sforzo, rischiando anche tantissimo su quell'episodio a 1 minuto dal termine, il fallo di Di Gennaro in area su Varela, ma il Vicenza oggi è riuscito nell'impresa, è riuscito a portare a casa i 3 punti. Giacomelli vicino alla bandierina, aspettiamo il fischio finale, eccolo qui, il Vicenza ha battuto il Varese per 1-0, ha deciso il migliore in campo Niccolò Brighenti con un colpo di testa al secondo minuto del secondo tempo e il Vicenza ha vinto, avanza 62 punti e adesso si continua a Brescia. È bello sentire dopo tanti anni il coro della curva, torneremo in Serie A. Quest'anno ci siamo tolti anche questa gioia. Vicenza batte Varese 1-0 mentre i giocatori del Varese protestano ancora per l'intervento di poco fa, ma la partita va in archivio. 1-0 per il Vicenza. Grazie da Francesco Formaggio e Franco Lagamma per l'ascolto. Ci risentiamo per Brescia Vicenza. Migliaia di mani che battono insieme per un'unica squadra che ci fa sognare, lontani dal campo ma vicini col cuore, per vivere ancora la nostra passione e chiudere gli occhi e riuscire a sentire quelle